Acchiappa l'idea! Oggi vediamo assieme da dove partire per fare un presepe. Bentornati amici ed amiche qua su questo video di Acchiappa l'idea. Dato che lo scorso video, quello dove parlavo dei 5 aspetti che proprio non mi piacciono nei presepi, è stato particolarmente apprezzato e questa domanda mi viene fatta spesso, oggi faremo un video su quali sono i consigli che posso dare e gli aspetti da tenere in conto quando qualcuno magari di un po' inesperto si accinge a fare un presepe. Però prima di partire con questo piccolo spiegone per appunto l'introduzione al mondo dei presepi, vi volevo dire che questo video esce domenica 27 novembre e dovrebbe essere il primo giorno dove faccio il mercatino di Natale, e quindi se siete curiosi di sapere come sta andando, in questo momento dovrei essere a Casalecchio dentro al mio gazebo, ma su Instagram dovrei aver pubblicato da ieri delle storie, quindi con la pagina Instagram Acchiappa l'idea potete andare a scoprire come sta andando il mio mercatino e vedere quasi in diretta live la mia bancarella. A questo punto vi volevo dire che ho realizzato questo piccolo PDF che trovate insieme agli altri PDF delle schede progetto sulla pagina schede progetto del sito www.acchiappalidea.com e questo qui ha una griglia con anche appunto tutti i 12 parametri, i 12 aspetti che ho evidenziato come consigli, come cose da tenere in considerazione quando si vuole provare a fare un presepe per la prima volta. Prima di affrontare però il centro delle questioni, penso sia utile una piccola premessa per evitare malintesi e contrapposizioni fra chi pensa che il presepe debba essere prima di tutto la magia del Natale e la tradizione familiare da fare con i bambini e chi lo considera quasi una sacra opera d'arte che va fatto solo con determinati criteri. Ecco. Questo era un po' anche l'argomento del video di cui parlavo prima. Fra i tantissimi commenti che mi avete fatto, mi è piaciuto molto quello di Teresa, che è in realtà anche una grandissima maestra di arte presepiale e ha spiegato in maniera molto chiara e gentile una differenza di base. Leggo quindi un estratto del suo commento. Un presepe, che può essere chiamato anche scenario presepiale, deve rispettare una serie di regole base. Ciascuno poi può fare come meglio crede, mettere la neve ovunque, catene di luce a volontà, figure sproporzionate e anacronistiche rispetto al contesto e via dicendo. Ma in questo caso più di un onesto e rispettabile presepe domestico non si può ottenere. Un'altra cosa è progettare, creare e allestire presepi diorami degni di nota, applicando tecniche varie con arte e sapienza. Sono due attività completamente diverse, rispettabili entrambe, con risultati ovviamente diversi. Commento che secondo me è ineccepibile. Bellissimo, grazie Teresa. È un po' come dire che i bambini che in 4-5 giocano a calcio al parchetto stanno giocando a calcio e i mondiali di calcio stanno giocando a calcio. È sempre calcio, non mi viene da dire che uno non sia calcio, però semplicemente mi viene da dire che stiamo usando lo stesso termine per indicare due cose che possono essere anche molto diverse. Quindi presepe domestico da una parte, dove prediligiamo la tradizione e la magia del Natale, presepe diorama dall'altra, dove l'aspetto centrale è l'arte, la tecnica, la sapienza del maestro che lo costruisce. Però questi due mondi non sono completamente in antitesi. Voglio dire, anche chi fa un progetto domestico, cioè il presepe per casa sua, magari si può ispirare a delle tecniche e a delle modalità e a delle regole costruttive che lo avvicinano a un presepe da esposizione. A questo punto escludiamo da questo ragionamento quelli che sono i presepi non classici, per esempio un presepe fatto al punto croce o un presepe fatto tutto con delle strisce LED che creano le sagome delle figure, delle statuine, oppure un presepe completamente di legno, intagliato nel legno, inciso nel legno, ricamato. Ecco, tutti questi presepi, bellissimi, assolutamente presepi anche loro, li escludiamo un attimo dal discorso e prendiamo in considerazione solo quei presepi fatti di muschio, sughero, statuine classiche, casine, il presepe, diciamo,
classico tradizionale in varie forme. Ecco, andiamo a vedere i 12 aspetti che ho evidenziato. Il primo aspetto, secondo me, da tenere in considerazione è quanto tempo abbiamo da dedicare per realizzare questo progetto. Natale, fino a prova contraria, è il 25 dicembre. Quindi, da qui al 25 dicembre, quanto tempo posso dedicarci? Un'ora alla settimana per 4 settimane? Sono 4 ore. Si fa qualcosina, ma... Oppure 2 ore al giorno per un mese, iniziano a essere già 60 ore di lavoro e si possono fare grandi cose. Che cosa prendiamo in considerazione? Dove deve essere messo questo presepe? Classico, in casa, al coperto, all'asciutto? Benissimo. Oppure all'aperto ma coperto, quindi sotto una tettoia, sotto un portico, non prende l'acqua ma sta all'aperto. Oppure all'aperto e scoperto, quindi prende anche l'acqua. Il presepe ovviamente dovrà essere diverso. A questo punto lo spazio a disposizione dal punto di vista delle dimensioni. Dobbiamo fare un presepe molto piccolo? Possiamo fare un presepe di medie dimensioni, circa 1 metro? Oppure abbiamo addirittura una parete di una stanza o una stanza intera e quindi possiamo fare un presepe bello grande? Poi, quarto aspetto, lo spazio a disposizione che abbiamo per costruirlo, cioè dove siamo a costruirlo. Siamo in casa, sul tavolo della cucina? Possiamo avere una cantina a disposizione o meglio ancora un laboratorio con anche della strumentazione? Ovviamente il discorso cambia. La scenografia intendo le casine, le montagne, sughero, muschio, quelle cose lì. Ce l'abbiamo già, la vogliamo sfruttare, oppure la compreremo per fare queste cose, oppure la costruiamo. Cambia in maniera drastica l'approccio al progetto. A questo punto, idem per le statuine. Le statuine le ho già, sono le stesse di una vita e riutilizziamo quelle. Ogni anno ne aggiungiamo qualcuna, quindi ne compreremo qualcuna anche quest'anno. Non ne abbiamo nessuna, dobbiamo comprarle tutte. Oppure le vogliamo fare? Si possono anche realizzare le statuine, sia in movimento che fisse. Qualche esperimento l'ho fatto anch'io. A questo punto, la prospettiva. Allora, vogliamo fare senza prospettiva, cioè tutte statuine in primo piano, magari perché abbiamo poco spazio o perché abbiamo delle statuine molto grandi, creiamo un ambiente, una unica capanna, un ambiente con solo statuine appunto in primo piano, oppure fare 2 piani separati, quindi un po' di prospettiva con dimensioni diverse di casette e statuine, oppure proprio una prospettiva fatta molto bene, con uno studio approfondito, con una profondità di campo, un po' come appunto nei presepi e diorami, nelle mostre di presepi. A questo punto bisogna decidere. Poi non è certo secondario analizzare in maniera onesta le proprie competenze e le proprie esperienze. Siamo alle prime armi, faremo dei progetti più semplici, oppure me la cavo e mi piace sperimentare nuove tecniche, può essere l'occasione. Il presepe alla fine ben si adatta a scoprire nuove tecniche, a me piace molto anche per questo, per sperimentare guardando dei tutorial o anche inventandosi delle tecniche, che non è detto che sia una brutta idea. A questo punto il livello superiore è essere dei pro, dei maestri dell'arte presepiale, come io non sono, ma magari un giorno lo divento, e mirare al top, quindi cercare di fare proprio quasi un'opera d'arte. Non è certo secondario, e siamo all'aspetto numero 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, il budget. Che budget abbiamo a disposizione? Budget zero? Con il budget zero si può lo stesso fare un presepe, nel senso che del materiale lo possiamo già avere, come detto prima, e riutilizzare quello. Altro materiale come delle sabbie, del muschio, dei bastoni, delle cortecce, delle piantine si possono trovare, ma anche del cartone, della roba che si trova in cucina, delle scatoline, i cartoni delle uova. Si può riciclare molto nel presepe. Oppure possiamo avere un piccolo budget, 20-50 euro, con i quali comprare appunto delle statuine, oppure della scenografia o i materiali e gli strumenti che ci servono per fare i vari presepi con le varie tecniche. Oppure budget illimitato, spese folli. Possiamo comprare un presepe già fatto, ma allora lì poi c'è poco da fare. Delle bellissime miniature di cera, se non le sappiamo fare, delle bellissime statuine, o anche appunto i materiali per realizzare, come adesso andiamo nel punto dopo, l'illuminazione. L'illuminazione possiamo non metterla se non abbiamo possibilità di attaccare alla corrente o robe del genere, oppure
mettere delle semplici catene di luce, che è sicuramente la soluzione più economica. Bisogna stare attenti, seguendo il mio consiglio, a nascondere il filo e le lampadine in modo che facciano luce ma non si vedano poi una volta che si osserva il presepe. Oppure ci sono dei sistemi di luci modulari, delle specie di ciabattine collegate a un trasformatore dove si attaccano le singole luci, i singoli LED che illuminano punti specifici del presepe. Ci sono di varie marche, fra cui la Frisa. La Frisa fa anche la centralina di varie dimensioni con varie potenti per regolazione giorno-notte, che è una di quelle cose che sviluppa l'aspetto illuminazione a un livello superiore, mi viene a dire massimo livello, con appunto le fasi giorno-notte, le varie regolazioni, e si può prendere una centralina già fatta, oppure se avete le competenze e le abilità, che io personalmente non ho, di fare con Arduino, che è una specie di computer programmabile, quindi programmare questo computer che controlla degli relè, che sono degli interruttori elettronici che accendono e spengono le varie luci e le varie fasi. Quindi per illuminazione di questo tipo o un sistema come quello della Frisa o Arduino sostanzialmente. A questo punto siamo al punto 12, è quasi finito il nostro video. Si può iniziare a fare il progetto. Allora, possiamo prendere un oggetto presepiale, un presepe già esistente, e copiare il progetto cercando di farlo il più simile possibile. Possiamo adattare questo stile, questo progetto, questa fotografia allo spazio che abbiamo noi a disposizione, quindi prendere spunto. Oppure possiamo fare completamente tutto noi, prendendo magari delle foto del reale, di un borgo del nostro Appennino piuttosto che del territorio palestinese di Gerusalemme, e prendere spunto e fare noi il progetto vero e proprio. So che possono sembrare cose banali queste, in realtà io ci ho messo circa una settimana a decidere quali aspetti inserire in questo video. Fatemi sapere se siete d'accordo, se aggiungereste qualcosa, se qualcuno di questi aspetti vi sembra fuffa, e fatemelo sapere qua sotto nei commenti, che sono sempre molto curioso. Va bene, e anche per questo video è tutto. Noi ci vediamo in un'altra idea creativa. Ciao!